Misure correttive al comune di Agrigento. La terapia prescritta dalla Corte dei Conti per provare a guarire le anemiche casse di Palazzo dei Giganti fatica ad essere somministrata. Nel 2016 erano state presentate in aula ma poi ritirate. A metà dicembre dello scorso anno i magistrati contabili hanno ordinato 60 giorni di tempo per predisporre gli interventi da calare nello strumento finanziario, condizione necessaria per poter rientrare nei parametri indicati in modo da allontanare lo spettro del dissesto. Il semaforo rosso è scattato ieri, ma delle misure correttive ancora nessuna traccia, rileva il consigliere comunale Pasquale Spataro, e questo silenzio del governo locale, aggiunge, non tiene conto neanche delle recenti e puntuali prescrizioni del collegio dei revisori. Questa è la cruda e nuda realtà che avvolge il comune di Agrigento, la cui azione è stata sottoposta a limitazione delle spese essenziali, anche se, sottolinea il consigliere di opposizione, incomprensibilmente saltano agli occhi costi per prestazioni non proprio prioritarie. Salvo poi registrare il vuoto dirigenziale al vertice del settore dei lavori pubblici, la cui guida è affidata ad interim al responsabile dell'ufficio finanziario. Insomma, osserva ancora Spataro, a Palazzo dei Giganti si muovono dinamiche non sempre lineari e non sempre nel segno della coerenza. Se il sindaco e la giunta avessero profuso lo stesso impegno, la stessa efficienza e la stessa puntualità riservate per la candidatura di Agrigento capitale della cultura, evidenzia Spataro, il comune oggi non sarebbe certamente a serio rischio default. Ma si sa, le amministrazioni targate Firetto, conclude il consigliere comunale di Agrigento, si preoccupano più dell'estetica, dell'immagine che non della sostanza, delle cose concrete, favorite anche da una classe politica agrigentina distratta e non connessa al territorio.